Trovo gravissimo quanto accaduto sabato nelle stazioni di Conegliano e Mestre. Ho scritto una lettera ai vertici di Trenitalia affinché provvedano a chiarire le esatte circostanze alla Regione Veneto. Così il governatore e candidato della Lega alla presidenza del Veneto Luca Zaia sul caso dei ragazzi Down discriminati, che nella lettera ha anche chiesto, qualora emergessero colpe individuali, che i responsabili vengano puniti. E conclude: non passerò sopra questa vergogna, attiverò ispezioni per verificare il livello di preparazione del personale front office. La vicenda è approvata in Parlamento, un'interrogazione al ministro delle infrastrutture è stata presentata dal vicepresidente del gruppo PD alla Camera Andrea Martella e dalla deputata trevigiana Floriana Casellato, mentre il collega di Forza Italia Giovanni Piccoli ha chiesto l'intervento del Dipartimento delle Pari Opportunità presso il governo. In stazione a Conegliano la vicenda ha sollevato grande indignazione. Certamente che è sbagliato il bigliettaio, prima doveva saltare su i ragazzi e dopo tutti quegli altri. Probabilmente quella persona là forse non è stato attento a chi aveva davanti. Devono vergognarsi di trattare in questa maniera questi disabili, vergogna proprio! Io avrei lasciato comunque i ragazzi disabili, anche perché secondo me sono persone come noi e hanno i nostri stessi diritti. Se c'entro o lento o non lento devono farli tutti i biglietti. Avrei aspettato e avrei anche detto qualcosa a quello della biglietteria. Diciamo che non sono tanto rispettosi nei confronti neanche della gente normale, perché alla fine quelli disabili sono come noi, penso anche si dovrebbe accordare più rispetto verso di loro. Deve vergognarsi finché vive. Qui dove mettiamo i Down sono delle persone meravigliose che ti danno un sacco di affetto.